benvenuti a Reggio Emilia, giornata numero 19 in LBA. La Reggiana ospita la Reyer per riscattare il KO pesante di 6 giorni fa contro Tortona. La Reyer cerca una vittoria per blindare il secondo posto e restare sempre più in alto in classifica. Vitali contro Casarin, finta di tiro e poi il blocco di Fayet per Killo, un tiro che ha nelle corde. Killo! Va da Galloway, o quantomeno vorrebbe provarci, non ci riesce. Tucker da dietro gli recupera il pallone, poi Galloway, Atkins con la bomba a segno. Poi ottimo lavoro di Venezia, li taglia fuori nel tap out Sims, ma che primo quarto sta facendo Amir Sims. 3 secondi, 2 Galloway dal palleggio, il tiro in corsa, arriva in tempo ed è buono Leyston Galloway. Il blocco di Wilcher che poi si stacca è pericoloso anche dai 6,75 e lo mostra subito Kyle Wilcher. Atkins riceve da Smith davanti a Tessitori che si fa superare. Questa volta è buona la stoppata di Atkins, corre Galloway, Grant in ritmo per la bomba del più 4 Reggiana. Sasha Grant, azione da highlights. Un po' di spazio e alla fine lo trova brillante Weber. Massimo vantaggio Reggiana, 35-28 più 7. Brooks va a occuparsi di Smith, palleggia, blocco Fayet dal palleggio Smith, più 10 Reggio Emilia. Jamar Smith. Honestly, man, just trying to play with a lot of heart and a lot of energy. We knew tonight was going to be tough, so I'm just trying to be consistent in that way. Palleggio incrociato, un po' in difficoltà, Fayet ha preso posizione con Sims, segna con il fallo Momo Fayet, un'altra perla. Tucker, blocco Sims, pick and pop, finta, poi dietro schiena Tucker, non serve Heidegger, alla fine prende una tripla, ma data a bersaglio, prova a sbloccarsi. Weber, palleggio, giù Fayet, rischia di essere sgambettato da Sims e poi arriva la tripla a segno di Weber. Rischia di incartarsi, alla fine perde il pallone spesso. Weber corre in transizione contro Casarin, lo vuole battere, poi tiretto di Weber, ancora non si ferma più. Il palleggio di Smith contro Brooks, si stacca, prende la tripla in faccia Brooks. E poi stop quasi totale Vitali, e con questo sono 2000 in Serie A. Wilcher con la tripla, questa volta è a segno. Kyle Wilcher prova a sbloccarsi, differenza anche nelle percentuali da 2 punti, anche perché a Reggio le sta tenendo alte, altissime. Brillanti Weber, ribaltamento per Spissu, finta, prova a battere Galloway, torna fuori Casarin che si prende la tripla, la segna Davide Casarin, palla in mano, sceglie di non tirare, la Una Hotels Reggio Emilia batte l'Umana Real Venezia 77 a 60, sono 11 le vittorie in campionato per la squadra di Priptis, che si gusta una notte da protagonista contro la seconda in classifica. Penso che si possa vedere da un dato 60 punti, se difendiamo in questo modo qua ce le possiamo giocare tutte almeno, ecco.